Bella raga, ciao a tutti dal Dojo veneziano. La partita di oggi è classificata ed è un 1 vs 1 contro Carnor. Sab, Cree, dobbiamo fare una partita insieme, commentata, porca miseria. Eh, Comunque a breve ci sarà nel canale anche un video commentato in live di Fly Simulator in multiplayer. Sì, avevo in mente qualche bella rotta da fare, io, Medi e spero anche Ciro. E vediamo insomma di fare un bel video divertente ma anche istruttivo, visto che noi siamo dei grandissimi piloti. Allora, analizziamo il mio esercito. È composto da 3 samurai con naginata, 2 ausiliari con naginata, 7 katane lisce, anzi 6 lisce e una invece uppata con 21 in attacco, 3 cavalieri di monaci, 2 uppate e una liscia e il mio generale. Ecco l'esercito del mio avversario, addirittura 7 arcieri, secondo me è una pazzia, poi ha 3 katane, 4 naginata e una cavalleria. Un esercito squilibratissimo, secondo me per un rusher è l'ideale trovare un nemico così. Inizia la battaglia, il mio obiettivo è quello di attaccare subito l'avversario perché sono sicurissimo, nel corpo a corpo non c'è storia, lui praticamente non ha unità, ha addirittura 7 arcieri, c'è veramente una pazzia veramente quella del nemico. Io sono già pronto all'attacco, intanto con le cavallerie mi porto verso sinistra per cercare di colpire i suoi arcieri. Stanno scappando dal campo di Cioè non battaglia. è riuscito neanche a Hanno schiacciato proteggere gli arcieri e ne ho già colpiti 3 e intanto anche la mia fanteria di spada è all'attacco. Sta arrivando anche il generale, pronto a mettersi fino alla morte. Intanto 2 arcieri sono già in fuga. Ecco, adesso faccio la chiamata raccolta e sono pronto ad andare fino alla morte. Intanto le mie cavallerie stanno aggirando l'esercito Il avversario nostro generale è e in grave pericolo, hanno mandato signore. in fuga tutte le unità di arcieri. Ormai anche la fanteria ha vinto corpo a corpo. Sì, devo dire che anche questo avversario non è proprio il massimo. In realtà era di livello 8, però comunque insomma veramente un esercito, una strategia senza senso secondo me. Ecco, la partita è finita, è stata molto rapida, una vittoria veramente agevole e buono dai. Io vi ringrazio, alla prossima, ciao raga.